Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commendatore veneziano. Allora, siamo su Pro Cycling Manager e siamo nella modalità diventa un figo fatalità, prima gara 11 febbraio 2016, quindi proprio il giorno del mio compleanno. Siamo con la Wanty, adesso sinceramente non la conosco questa squadra, Group Gobert. Ok, proprio non abbiamo fatto ancora un cazzo. Siamo chiaramente ciclisti percorsi a tappe. Abbiamo questa prima gara. Ok, la Mediterranean. Eccola qua. Si parte con una cronometro a squadre, quindi già dobbiamo andare di simulazione, perché sapete che le cronometro vanno di simulazione, poi una pianura, collina e un circuito finale sempre in collina. Vabbè, insomma, chiaramente siamo all'inizio, quindi sarà durissima. È sempre livello difficile, quindi livello impestatissimo. E niente, fiori. Su questa chiaramente la dobbiamo simulare purtroppo perché lo sapete che le corse a cronometro, vediamo come siamo arrivati. Ecco qua, 112esimi, 1 minuto e 22, bene, molto bene. Siamo partiti subito a bomba. Tappa 2. Ok. Chiaramente, insomma, il nostro obiettivo è quello, non lo so, all'inizio chiaramente un attimo a vedere com'è il nostro ciclista. E niente, andiamo, cominciamo la nostra avventura, quella diventa un figo che sono andato su Pro Cycling Manager, quindi c'è stata veramente una figata incredibile, siamo riusciti a vincere tutto e con dei giro di robe epiche, proprio vittoria all'ultima tappa, robe mostruose. Andiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo appena partiti per la seconda tappa, ragazzi, le istruzioni che mi ha dato la mia squadra è quella di tenere e andare in fuga, però boh, sinceramente devo un attimo aspettare perché la prima gara devo un attimo capire alcune cose. Un attimo, adesso questo chiaramente alla modo con tutte le magliette ufficiali, Sky, sto controllando. Perché il comune sapete deve controllare queste cose. Guardate che bello ragazzi, cioè. Veramente te lo godi. Ok, si comincia, sarà durissimo, chiaramente abbiamo dei parametri veramente scandalosi, però piano piano andiamo su. Adesso ragazzi ci becchiamo, come sempre, negli ultimi chilometri. Ripeto, questa è una puntata, cioè è un video per capire se volete questa serie di nuovo e per decidere anche tra WWE e questa cosa fare perché penso di farne una delle due ma non so quale, voglio capire un po' il feedback kundiano. Ok ragazzi, mancano 21 km. Non so perché mi è partita la velocità, ogni tanto si vede forse in avviare la registrazione, scusate, 66, ok, perfetto. Però si è stancato il Cumendone, porca troia. Si è un po' stancato il porco del Cume. Vabbè, comunque è chiaro che insomma la prima tappa, le prime tappe sono come sempre una piccola agonia chiaramente, però pian pianino faccio una fatica. Usiamo un po' il gel, usiamolo adesso, va che è meglio perché stiamo prendendo un po' terreno. 12 km. Ma me la sono già distrutto ragazzi. Mamma mia. Il Cume è già morto. Che bello. Il Cume è finito da solo. Non può morirmi da solo così, però che cazzo. Mamma mia. Che disastro, vabbè. Poi dobbiamo un attimo lavorare sulla tenuta del Cume perché da solo così, appena è aumentato il ritmo agli ultimi chilometri, siamo morti. Vabbè, comunque è normale. Tanto finiamo sta prima gara così capiamo un attimo se volete sta serie. Ok ragazzi, Dimitri non devo far prendere vento a Dimitri. Proteggi il leader. Ah, bello, bello, bello. Proteggi, perfetto. Ora devo fare quello che mi dice lui. Bella sta cosa, non l'avevo vista nella prima gara. Buono.
Dobbiamo proteggere il nostro Leader. Ok. Quindi adesso diciamo che è più ancora più bella, la diventa un figo. Bene, bene. Mi piace sta cosa, mi gasa. Ok, dobbiamo proteggere Clays. Mamma mia, c'è caduta per Veneziano. Mamma mia, che inizio di carriera, ragazzi. Antonini e Veneziano sono caduti. Quindi sono cazzi. Mamma mia, pazzesco. Inizio veramente difficile. Siamo già siamo indietro, cazzo. Siamo nel... a 1,36 dal peloton. Mamma mia, oh. Incredibile, Fioi, caduta orrenda. Ok, io ci provo anche a ritornare. Mamma mia, raga, meno male che siamo rientrati nel gruppo. Vediamo se qua siamo già stanchissimi, chiaramente. Brutta, brutta caduta per Veneziano. Veramente incredibile, è un inizio difficilissimo. Ok, siamo rientrati. Incredibile, è caduto anche Dimitri, cioè è spaventoso. Proteggi il leader, ma che spoccio. È tornato adesso, ma anche lui, cioè il mio leader che così l'ho aspettato ed è rientrato. Mamma mia, ragazzi, cioè veramente sta succedendo di tutto in sta tappa. A questo punto rimaniamo collegati direttamente perché ti sto proteggendo, vecchio, che non ce la faccio sta a tenere il ritmo. Sono caduto anch'io, coglionazzo. Mamma mia. Siamo indietro ormai. Anche sta gara buttata. Mamma mia. A 3, a 4, ormai siamo distrutti, ragazzi. Perché prima sono caduto, poi ho aspettato il leader, siamo rientrati, sono morto. Vabbè. Gara un po' così, gara un po' come indiana. Prima gara qui in Francia, veramente da dimenticare, fioi, eh? Fammi recuperare un po'. Vamos a fare uno scattino, vediamo, testiamolo un po'. Però ragazzi, veramente, veramente male. Niente, praticamente in soldoni sono caduto io. È caduto sono rientrato nel gruppo, è caduto il mio leader, l'ho aspettato. Siamo ritornati col peloton, però poi siamo morti. Cioè, veramente un inizio spettacolare. Questa gara fai il tuo meglio. Ok, non con male. Ok. Detto che ragazzi, veramente un inizio abbastanza pesante, eh? Se così si può dire. Qua cerchiamo appena possibile di andare un po' davanti perché siamo troppo indietro. Ok. Sono 95 km, questa la facciamo 80. Ciao raga, aspetto i vostri commenti per capire se volete la serie. Io voglio giocare a Pro Cycling, di ritornare come l'altro anno. Però che cazzo, veramente spaventoso l'inizio. Non se riusciamo a stare nella top 50 magari, perché è veramente one disaster come, one disaster. 66 km alla fine. Ho carta bianca, quindi faccio la mia gara e fa un culo anche al leader che sborra è caduto 100 volte. È un coglione biblico, signori. Diego Rosa, chiaramente vabbè, chiaramente c'è gente troppo più forte, cioè noi adesso siamo solo delle pippe obese, però pian pianino prendiamo il ritmo, insomma. Anche l'altro anno ci ha messo un po' a carburare, però dopo che sono diventati dei fenomeni, bisogna avere un po' di pazienza. Caduta per Anderson, mamma quante cadute. 35 km, che di solito i percorsi sono sempre difficoltosi per il Kuma, questo è bello intenso anche. Caduta per... Madonna, ma cioè, i miei non sanno stare in piedi? Cioè, veramente è spaventoso. Spaventoso. Andiamo andare un po' avanti, vediamo se abbiamo la forza di riuscire a stare con il gruppotto, ma mi sembra abbastanza dura, sinceramente. Dai, Kuma, su. Il Come prova a salire un po', mancano però 20 km. E abbiamo finito anche
La borraccia perché i nostri gregari, che poi sono anch'io gregario, non l'hanno portata. Bene, molto bene. E devo riprendere anch'io la mano, ragazzi, perché da un po' che non gioco la diventa un figo. Ma così? No, vabbè. No, non ho parole, ma mi cade da solo. Ma è una pippa. Ma è una pippa obesa. Non ho parole, Fe, tiriamo così tanto per, ma veramente, no, una vergogna biblica, signori, il vergognotto biblico. No, cioè è caduto da solo. Da solo. Eccoci qua. Siamo arrivati e... Che bello. Vabbè, raga, diciamo che dovevamo leggermente migliorare il ciclista. È più difficile quest'anno, porca troia. Oh. Mamma mia, impestatissimo difficile. Sono scioccato, ragazzi, sono scioccato. Vabbè, sono con calma. Gli highlights. Ok. Se siamo arrivati in questa gara, vediamo la classifica finale, sono curioso. Classifica. Ok. No, globale però. 79esimi, evviva! Che bello, mamma mia, con 2 cadute. Poi siamo saliti un po', vabbè. Ok. Vabbè, ci vuole chiaramente tempo. Buono raga, se avete questa serie, messaggi, commentino sotto il video. Un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!